Importanti novità sul mercato dei trasferimenti sono arrivate questa sera per i tifosi del Napoli. E preparatevi! Perché quello che vi stiamo per svelare ora farà crescere le aspettative sul futuro del club e sulle mosse strategiche che potrebbero avvenire a breve. Come sempre, siamo qui per portarvi gli aggiornamenti più caldi e rilevanti sul Napoli e su tutto ciò che accade dietro le quinte. Prima di immergerci in questa sorprendente rivelazione, prendetevi un momento per lasciare il vostro like e iscrivervi al canale per non perdere nessuna notizia sulla nostra squadra e sul mercato dei trasferimenti. Veniamo al dunque. Per il difensore brasiliano Juan Jesus si profila un possibile ritorno in Sud America. Secondo alcune indiscrezioni di mercato, il Napoli starebbe tenendo d'occhio il mercato sudamericano e potrebbe pianificare uno scambio strategico con l'Internacional de Porto Alegre. L'idea sarebbe quella di coinvolgere Juan Jesus, esperto difensore centrale del Napoli, nell'ambito di una trattativa per portare un giovane talento brasiliano a rinforzare la rosa di Antonio Conte. Il nome in questione è quello di Vitao, difensore dell'Internacional che si è distinto per le sue doti difensive e che è già oggetto degli occhi attenti del Napoli. L'offerta iniziale del Napoli per il giocatore era di 7 milioni di euro, che l'Internacional ha ritenuto insufficiente. Di conseguenza, è entrata in gioco una nuova strategia: inserire nella trattativa lo stesso Juan Jesus, con un contratto fino al 2025. L'esperto centravanti brasiliano potrebbe concludere la sua carriera in patria, dove è già in contatto con l'Internacional per esplorare questa possibilità. L'idea piace a Juan Jesus, che ha già espresso il suo interesse a tornare in Brasile e potrebbe così spianare la strada all'arrivo di Vitao in Italia. Ora, tifosi del Napoli, vogliamo sapere cosa ne pensate. Pensate che inserire Juan Jesus nella trattativa per portare Vitao sia una buona mossa? Il giovane talento brasiliano ha il potenziale per rafforzare la nostra difesa e crescere sotto la guida di Antonio Conte. Lasciate un commento qui sotto e partecipate a questa discussione sul futuro della nostra squadra e sulle scelte del Napoli per la prossima stagione.